Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova intervista di Pozzolandia. Oggi siamo con la nuova associazione e direi di incominciare subito con come ti chiami e di che associazione fai parte. Ok, allora io sono Gomboso Ivan, sono presidente della SD New Team. E di che cosa si occupa la tua associazione? New Team si occupa di running, quindi corsa e anche camminata, perché no? E cosa fate di solito durante l'anno? Solitamente organizziamo, partecipiamo a mille cose. Purtroppo in quest'ultimo anno le cose sono nettamente cambiate. E in una situazione normale organizziamo corsi di corsa che organizziamo proprio qui nella palestra delle scuole medie, anche nell'area festeggiamenti, durano 6-8 mesi durante l'anno. Speriamo anche di poterli riprendere magari a giugno all'aperto. Solitamente organizziamo anche delle staffette competitive, due a Pozzuolo, una nell'area del mercato e una nell'area dei Castellieri, in collaborazione anche e in concomitanza con la Sagra dello Struzzo. Facciamo diverse cose, anche marce non competitive. A Pozzuolo a maggio di solito è tempo sempre di Spaschiastieri, quindi la possibilità per tutti di fare una bella camminata su diverse distanze, anche corsa, su diverse distanze, percorrendo appunto per la campagna del comune di Pozzuolo, che è molto bella, e quindi c'è la possibilità per tutti per riscoprire anche il valore dei Castellieri. Perfetto. Se dovessi descrivere la tua associazione con un gesto, quale sarebbe? Wow, la mia situazione diciamo Associazione. associazione, benissimo, associazione, beh, così direi, ecco, Beh, sì. potrebbe essere. E secondo te qual è il punto di forza della tua associazione? Senz'altro il gruppo. Noi contiamo circa un centinaio di associati e quindi è molto importante essere uniti e essere in parecchi, anche perché non è la corsa sembrerebbe uno sport individuale, però se si corre in due, tre è sempre meglio, è divertimento soprattutto. E come vi siete mossi in quest'anno particolare? Quest'anno, soprattutto anche la fine dell'anno scorso, abbiamo fatto una riflessione, abbiamo deciso di puntare molto sull'associato e quindi abbiamo convogliato tutte le nostre energie per poter regalare ai nuovi associati, quindi del 2021, la divisa completa, quindi a un costo zero abbiamo rifatto nuovamente la nuova divisa e quindi questa cosa qui è piaciuta molto. E nel contesto abbiamo creato un photo contest che tra l'altro scade proprio oggi, il 15 aprile, in cui gli associati facevano una foto mentre si allenavano, mentre non correvano, quindi l'idea è appunto di fare un bel wall, un collage con tutte queste foto dei ragazzi, è un modo anche questo per sentirsi uniti, anche se sono naturalmente corse individuali. Al termine di questo photo contest anche abbiamo previsto 3 premi belli, quindi buoni, importanti anche per dare importanza a questo progetto, ecco, che subito verrà pubblicato nelle nostre reti social, ecco. Perfetto, molto bello. Dopo queste prime domande noi abbiamo preparato un momento gioco e adesso sigla. Come vedi sono comparse davanti a tre buste, ognuna di esse ci sarà un gioco diverso, quindi prego, puoi scegliere quale Allora, preferisci. la gialla. Nella busta 1 troviamo il gioco del contrario. Wow. Io ti porrò delle domande e tu non dovrai rispondere con la risposta giusta, ma quella sbagliata. Sei pronto? Sì. Ok. La maglietta della 15ª edizione era azzurra a scritte gialle o gialla con le scritte azzurre? Gialla con le scritte azzurre. Perfetto. Di solito la parata iniziale di Pozzolandia inizia alle ore 9 o alle ore 10? 9. Il primo premio della lotteria dell'ultima edizione di Pozzolandia era un televisore 49 pollici o un impianto anti-intrusione?
Impianto anti-intrusione. No, mi spiace. Di solito la merenda per i bambini è una merenda e un succo di frutta oppure sono crackers e una mela? Crackers una mela. Di solito dopo la presentazione iniziale di Pozzolandia ci sono gli spettacoli o i balli di gruppo? Mi rifai la domanda? Certo, di solito la presentazione ho sbagliato. Di solito dopo la parata iniziale di Pozzolandia ci sono gli spettacoli e i balli di gruppo. Spettacoli. Esatto. Pozzolandia si conclude con i palloncini o con le bolle di sapone? Bolle di sapone. Di solito nei panini di noi volontari c'è prosciutto e formaggio o insalata e pomodoro? Insalata e pomodoro. Di solito ci sono più di 200 o meno di 200 volontari a Pozzolandia? Sono 400 di solito, mi pare, quindi più di 1200, cos'era? Di solito ci sono più di 200 o meno di 200? Ah, meno di 200. Esatto. Mi sento molto da Bonolis. Sì, esatto. È difficilissimo. Dai, abbiamo quasi finito. Il nome d'arte del conduttore di Pozzolandia è Padellino o Budellino? Padellino, ovviamente. Certo. Pozzolandia, la manifestazione, finisce verso le 18 o le 20? Verso le 20, ovvio. Esatto. Cioè. Nelle torte della famosissima gara delle torte di Pozzolandia non si deve mettere agrumi o creme? Non si deve mettere, quindi sono allergie, quindi non si devono mettere. Madonna santa, che domanda. È l'ultima magari, sono No, proprio, no. perdo tutto. Creme. No, gli agrumi! Allora, di solito partecipano più di 20 associazioni o meno di 20 associazioni a Pozzolandia? Meno di 20. Esattamente. Pozzolandia è iniziata nel 2004 o nel 2007? 2007. Giusto. Ok. Pozzolandia si festeggia la prima o la seconda domenica di maggio? La seconda domenica di maggio, ovvio. Quale tema di Pozzolandia non c'è mai stato? Super volontario o Pozzolandia futuristica? Pozzuolandia futuristica non c'è stata. No. E quindi? No, mi ribello, cioè c'è stato il super volontario. Eh sì, ma devi rispondere al contrario. Giusto, è vero? Dai, sono le ultime due, va bene. Ok. Di solito i premi della lotteria di Pozzolandia sono più di 30 o meno di 30? Pensa al biglietto della lotteria. Meno di 30. Esatto. Ok. I gazebi sono messi nell'area verde a formare una X o un cerchio? Una X. Ovvio, una... certo. Certo, la congiunzione astrale. Perfetto. Ora, dopo queste difficoltà delle domande di rispondere al contrario, direi di passare a un secondo gioco che Wow. abbiamo preparato e si chiama Indovina e ricorda i simboli. E vedi come qua ho una nuvola. Ok. Da questa parte saranno rappresentati dei simboli che io adesso non ti farò vedere perché qual è il tuo scopo? Io ti darò 10 secondi per memorizzarli tutti, che sono più o meno sono una quindicina, e dopo io rimetterò la nuvola in questa posizione. Tu dovrai ricordarti che simboli hai visto e magari anche se ti ricordano qualche associazione. Mhm. Ok? 3, 2, 1. Ecco, sei pronto? Ok, perfetto. Incominciamo. Con quali simboli ti ricordi? Cappello degli Alpini. Ok. Ok, quindi sono associazioni, penso, degli alpini del comune, diciamo. Esatto. Ok. Oh, ma non serve che ci dici l'associazione. Ah, Sì, no, sì, ok. era- Vabbè, gli alpini, ok, perfetto. Sì. Poi? Allora, poi c'era l'immagine del clown, Sì.
poi c'era la canna da pesca, poi c'era, sì che l'ho vista, e la torta, poi c'era, non so, c'era una ragazza, non so se correva, insomma, con la coda, giusto? Ok, sì, C'era una palla anche, sì, palla da basket, penso che sia una palla, poi un kimono da karate, non so se dico giusto. sì, sì, Ok. università karate. Poi cosa c'era anche di bello? C'erano 112, Sì, poi c'erano il simbolo di donatore di sangue, penso. Ok. sì. C'erano un libro, Mhm. un brain, un cervello, basta, pare. C'era qualcos'altro. E ce n'erano ancora altri Mm, 3, Ancora ce ne tre. sono ancora 3. 4 in realtà, scusa. Un indizio. Cavolo, ma bravissimo! Sì, Sì. infatti, sei a 11. Tante. Mi davate per spacciato voi, Invece Niente, non mi vengono in mente. E soprattutto sai qual è il saltato? è un simbolo che riguarda proprio la tua associazione. Ma no, delle scarpette, uno che Una, corre. una scarpa. Vedi, ecco, ok. Una scarpa, poi ne mancano altri 3, allora ti do una mano. Uno è fa parte del momento finale di Pozzolandia, che Un abbiamo anche palloncino? detto, un palloncino. Spalloncino, sì, sì. Poi abbiamo anche un elemento iniziale della parata. La parata solitamente qua succede, è guidata da chi? Una banda. Esatto, quindi cosa potrebbe Uno essere? strumento Uno musicale. strumento, Mhm. esatto. E l'ultimo simbolo riguarda i giochi da tavolo, possiamo dire, dove la maggior parte dei giochi per andare avanti o comunque per proseguire bisogna lanciare che cosa? dadi. I dadi. Ok. Perfetto. Quindi 11 su 15 è un ottimo risultato. Bene, bene. E adesso continuiamo con l'intervista. Ok. E un ricordo che ti viene in mente pensando a Pozzolandia o un momento più bello di Pozzolandia? Ma un ricordo simpatico è stato un paio d'anni fa, in cui la nostra associazione è stata scelta, bisognava montare il montaggio di un gazebo coi tubi. È stato tremendo, cioè praticamente noi inesorabilmente siamo arrivati ultimi ancora, cercavamo di montare i primi 3 tubi, cioè è stato veramente devastante, però ci siamo divertiti da morire, ecco. Sì, ok. Una chicca un po'. E ci vuoi anticipare cosa farete in questa edizione di Pozzolandia? Ma allora faremo qualcosa di diverso, cioè una nostra associata è un'istruttrice di yoga e per cui farà una lezione, vedremo come strutturarla, però una lezione relativa a uno yoga dinamico improntato sulla corsa. E quindi sarà qualcosa di originale che spero che piaccia e magari potrebbe essere anche un qualcosa da riproporre in futuro per tutti, ecco. Perfetto. E perché tu partecipi a Pozzolandia? E secondo te perché i nostri ascoltatori dovrebbero parteciparvi? Ma ti riferisci a quest'anno o in generale? Quest'anno anche in generale comunque. Ma Pozzolandia è la festa dei bambini e dei volontari, quindi penso che sia una cosa bellissima e soprattutto molto importante per la comunità. E quindi senz'altro noi abbiamo deciso di partecipare a Pozzolandia ormai da parecchi anni, penso che forse sono 10 anni, dal 2011 mi pare che abbiamo partecipato e ci siamo sempre trovati benissimo. E credo che quest'anno ancora di più bisogna partecipare perché bisogna dar forza alle associazioni che sono molto in difficoltà, alle associazioni ma anche ai ragazzi delle elementari, delle scuole materne e tutti perché sì, tutte le associazioni sono un po' in difficoltà, quindi io la vedo una cosa bellissima questa per far presente che Pozzolandia c'è e i volontari ci sono e c'è voglia di stare insieme in questo momento particolare che ci permetterà in futuro senz'altro di farci trovare pronti se ci sarà la possibilità di poter attivare Pozzolandia in modo diverso, ecco, come tutti conosciamo. Va bene, grazie mille, spero che questo messaggio sia arrivato a tutti e alla prossima intervista. Grazie mille a voi.
Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova intervista e oggi siamo qui con il nostro nuovo ospite. Come ti chiami e di quale associazione fai parte? Sono Andrea Bolzicco, sono presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Planet Rock Studio qui di Pozzolo del Friuli, sita in via Quarto Genova, al numero 4, qui nel centro commerciale. E di che cosa si occupa il Planet Rock? Planet Rock si occupa principalmente di danza sportiva, con le diverse specialità che sono nel nostro caso la disco dance, la disco freestyle, quindi variante acrobatica della disco, il boogie boogie, il rock and roll tecnico che sarebbe la variante a terra del rock and roll, e il rock and roll acrobatico che, come dice la parola stessa, comporta tutta una serie di acrobazie che fanno parte della disciplina, in questo caso più prettamente agonistica del rock and roll. E che cosa fate di solito durante l'anno e quali sono le competizioni più importanti alle quali partecipate? Allora, solitamente durante l'anno curiamo sia quello che è l'aspetto ludico, amatoriale ovviamente, sia quello che è soprattutto la nostra punta dell'iceberg come scuola, che è l'aspetto agonistico. Quindi abbiamo degli agonisti competitori, nello specifico della disco abbiamo delle competitrici, donne, ragazze, perché è dimostrato che nel ballo sportivo le donne vanno per la maggiore, gli uomini sono un po' delle mosche bianche, questo non è il calcio, dico, no? Tra parentesi. Giusto. Mentre per quanto riguarda, questo vale ovviamente anche per il boogie boogie, per il rock and roll a terra, anche per il rock and roll acrobatico, solo che per il roll acrobatico mi permetto sempre di aprire una piccola parentesi, perché è una scelta un attimino più agonistica, in quanto il rock and roll lo si pratica ed è nato come disciplina delle danze jazz, tra virgolette, lo si può praticare anche in sala da ballo, stiamo parlando del rock a terra, è chiaro che l'acrobatico richiede un attimino più di attenzione ed è prettamente più spostato verso il settore agonistico. L'agonismo ovviamente presuppone scelte personali diverse, che non sono quelle ludiche e ricreative. Beh, certo. Comunque come balli, sono balli che sono alla portata di tutti e hanno le stesse difficoltà di tutti gli altri balli, non è che c'è una grossa differenza, anche se è luogo comune pensare che il boogie e il rock and roll siano discipline molto particolari. In realtà sono praticabilissime da qualunque persona, indipendentemente dall'aspetto fisico piuttosto che dalla statura, ecco, diciamo. Non c'entra assolutamente niente. Valgono le stesse regole di tutti gli altri balli. Un po' di impegno, un po' di buona volontà. Beh, quello sempre. Assolutamente, tutto lì. Adesso ti faccio una domanda particolare e ti chiedo di descrivere la tua associazione, il Planet, con 3 parole, un gesto, una posa o una canzone. Scegli tu cosa preferisci. Allora, come definizione direi che si sposa benissimo con la nostra scuola. La danza è vita, perché per noi è veramente una questione di vita. Per quanto riguarda le pose, la foto che tu hai alle spalle la dice lunga sulle pose che si possono fare, quindi è chiaro che una posa a terra presuppone la fantasia dei ballerini e l'aspetto coreografico, mentre è altresì evidente che per quanto riguarda il rock and roll e per quanto riguarda il boogie, lì potremmo orientarci verso una posa acrobatica, e lì chi più ne ha più ne metta, insomma, dipende dall'abilità dei ballerini. Comunque, diciamo, in linea di massima, per i balli a terra preferisco definirli con un semplice inchino rivolto verso il pubblico, perché le nostre discipline non permettono fronzoli, non c'è neanche il fiato per poter fare grandi cose, mentre una posa acrobatica potrebbe essere il sollevamento di una ballerina rivolta verso il pubblico che saluta, insomma, in maniera molto, molto informale, se vogliamo metterla così. Ecco. Molto bene. Per quanto riguarda, poi mi dicevi le altre domande, per la musica. Sì, una canzone. Ecco, io qui ho pensato a un pezzo che è riconoscibilissimo anche da voi, dalla vostra generazione, che è Great Balls of Fire, quello di Jerry Lee Lewis, che è mitico non solo per la scuola, ma anche è mitico per me come ballerino, perché ho iniziato ad appassionarmi a queste discipline quando avevo 20 anni,
con questa musica, quindi è chiaro che sposo a piene mani il rock e rock and roll, il rock in genere, insomma, ecco. Certo. Anche se non ho pregiudizi verso altri generi musicali, insomma, assolutamente. La musica è bella, appunto, indipendentemente dal genere. Poi ognuno ha i propri orientamenti. tutto lì. Giustamente, sì. Adesso ti chiedo un punto di forza della tua associazione. Ma credo fondamentalmente che sia la qualità. La qualità che noi abbiamo sempre curato, perché io mi avvalgo anche della collaborazione di mia moglie e di altri professionisti inteso come istruttori, questa è l'espressione Certo. forse corretta, che veramente me li sono ricercati facendo una bella selezione e che ritengo siano fra i migliori istruttori non solo del Friuli Venezia Giulia, ma credo del Triveneto, se non in alcuni casi del Nord Italia. Tieni presente che i nostri competitori fanno non solo il circuito nazionale, ma io ho avuto la fortuna di allenare gente che ha fatto i campionati europei di rock and roll acrobatico. Quindi ritengo che siamo, almeno qua in Friuli, delle mosche bianche nel vero senso della parola, perché siamo riusciti dal nulla a crearci uno spazio veramente di nicchia, dove ho avuto a mio tempo la fortuna di allenare questi grossi ballerini, e alcuni di loro hanno intrapreso veramente questa carriera a livello professionale in diverse discipline. Quindi non ho grandi numeri da sfoggiare, ma qualità e soprattutto passione. Questa è la cosa che ci differenzia forse da altre scuole. Certamente sta poi al singolo poter apprezzare quello che si fa, è tutto lì. Non ho la presunzione di avere la verità in mano, tantomeno di essere colui che non sbaglia mai. Noi, come slogan nella nostra scuola, abbiamo sempre scritto e detto che si può sbagliare, anche noi si fanno degli errori, però si cerca sempre di curare quello che è l'aspetto qualitativo, questo sì. Se una persona è un ballerino, ha le potenzialità di crescere, assolutamente nella mia scuola non si limiterà a ballare semplicemente in una festa, in un evento regionale. Certamente cercherò di portarlo fuori e di dargli altre opportunità. Tutto lì. Questa è la prerogativa della scuola, in sostanza. E infine ti chiedo come siete messi quest'anno. Quest'anno è, penso, una situazione un po' quella di tutti fondamentalmente. Questo benedetto virus ci ha messo con le spalle al muro un po', anche perché come tutte le discipline di convivialità presuppone anche contatto, e il contatto sappiamo benissimo che al momento è bandito a tutti gli effetti, no? E quindi ci siamo orientati verso degli incontri fatti online come in moltissime altre discipline. Abbiamo cercato di mantenere quelli che sono ovviamente i contatti con i competitori, con i diversi ballerini. Questo sì, abbiamo avuto, meno male, abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare con gli agonisti, e questo è stato per noi importantissimo. Quindi siamo presenti sul campo. Certamente per il futuro c'è da lavorare per far ripartire il tutto, per riavviare tutta l'attività che fino a questo momento ha subito una battuta d'arresto. Questo è in generale, come è successo per le palestre, come è successo per i teatri, tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo ha subito una bella batosta, insomma, no? Questo è ormai noto a tutti, non è che noi siamo un'eccezione. Certamente la nostra realtà, essendo più piccola, ha bisogno di un rilancio assolutamente, ed è questo a cui punteremo per la nuova stagione sostanzialmente. Ecco, questo è quanto. Molto bene, adesso abbiamo finito con la prima parte delle domande. Facciamo entrare le buste, sigla. Allora, molto bene, come vedi adesso davanti a te ci sono 3 buste di colori diversi e con anche un numero diverso. Scegli quella che ti piace di più e al suo interno ci sarà un gioco. Allora, la 1, la 2, la 3, sceglierei la 3. Ok. Bueno.
Molto bene, le sorprese però non sono finite qui, infatti qua accanto a me, come puoi vedere, ho una scatola con tutte le magliette delle edizioni passate di Pozzolandia e in base al colore dovrai dirmi a che annata corrispondono. Ma c'è un premio dopo? C'è un premio? Vedremo, ci lavoriamo su. Vabbè. Ok. Molto bene. Ok, cominciamo con la prima maglietta. 15ª edizione. Sì, non è vecchietta questa. Non so. L'ultima edizione, quella che non abbiamo fatto. Che ha piovuto 2 volte. 2020? 2020 non l'abbiamo fatta per la pandemia, quindi 2019. Ok. Oh. Adesso questa. Bianca. Questa qui è un po' meno recente rispetto a quella azzurra, però è sempre a 2 cifre il numero dopo il 20. Quindi 2018? prima del 2015. 2013? Quasi. 14? 2014? Esatto. Andava bene l'aiuto adesso. Sì, ma dovete dirmi che mi preparavo. Ma non sapevo neanche io di questo gioco, è Cristina che ci ha imbrogliati. Ci ha imbrogliati Cristina, tutti quanti. potevamo dirveli tutti, potevate prepararvi su tutti. Vale? No, questa no. Bella questa qua. Questa Questa non ce l'ho, quindi È una delle prime. qua è un'impresa perché questa non ce l'ho e quindi non ho idea. Se è Ma una pensa- delle prime, Cosa vuol dire? Ah, ok. Molto bene. Questa ti do due scelte per indicarti più o meno. O 2009 o 2007. io provo 2007, però Giusto. 2007, però no, ecco, quella lì non ce l'ho perché io È una delle non ho prime. partecipato a quell'edizione. Quelle successive sì. Ok, super. Vedo che comunque sei Qualcosina, abbastanza sul qualcosina. pezzo. La prima delle nostre ultime domande ti chiede di riesumare un ricordo che ti viene in mente pensando a Pozzolandia o a uno dei momenti più belli vissuti durante questo evento. Ma a me piace ricordare la prima volta che ho partecipato, perché poi è un sunto di tutta l'emozione che mi dà questa manifestazione. Insomma. Io fin dalle prime volte, dalla prima volta, sono sempre rimasto positivamente impressionato dalla volontà di tutte le associazioni di partecipare, di farlo in maniera disinteressata, di farlo soprattutto per i ragazzi. E la cosa che mi ha veramente stupito è che questa manifestazione veramente è unica in regione, stracopiata magari da altre realtà, però questa è l'originale, dico io, è l'originale a tutti gli effetti, perché credo che non ci siano altre realtà che riescono a mettere insieme tutte le associazioni, veramente tutte, che ci sono nel comune qui di Pozzuolo. E la cosa bella è che c'è veramente una grande collaborazione in quei giorni, perché tutti portano il meglio che hanno per partecipare. Quindi questo l'ho sempre ritenuto un punto a favore di Pozzolandia ed è a tutt'oggi, per quello che riguarda la mia esperienza, un qualcosa di insuperato, insuperabile. Insomma, ecco. Quindi questo me lo conservo perché l'ho fatto mio e dalla prima volta che ho partecipato ci ho partecipato sempre e l'ho fatto sempre molto volentieri. Tutto lì, insomma. Questo è quanto, riassunto, la risposta a questa domanda. Tutto lì. Molto bene. Adesso ci sapreste anticipare più o meno che cosa avete intenzione di fare o cosa vi piacerebbe portare quest'anno a Pozzolandia? Certamente ci piacerebbe portare tutto compatibilmente con questo benedetto virus, in funzione anche di quello che potremo riavviare poi, no? Prima dell'evento. Ovviamente prima, quando mi hai chiesto delle diverse discipline, io giustamente ho citato quelle che curiamo, però e ho citato i diversi professionisti
che ci danno una mano, però non ho elencato le specialità che questi come dire, istruttori che collaborano con noi portano avanti con noi, perché ovviamente sulle diverse discipline jazz che avevo in precedenza citato ci sono degli istruttori che fanno flamenco, che fanno danza moderna, che fanno hip hop, che fanno break dance. Abbiamo un gruppo di baby dance curato da un'insegnante specifica, abbiamo jazz road, che sono delle varianti della danza jazz, e ultimo e non ultimo il rockabilly, che è una variante un attimino più moderna, nel senso più di moda in questi ultimi anni. Quindi capisci benissimo che ritorniamo sul discorso della qualità che si faceva prima. Ovviamente, siccome ci teniamo alla qualità, vorrei poter portare compatibilmente con gli atleti che avremo a disposizione alcune esibizioni di queste discipline. Ci piacerebbe assolutamente portarle tutte, ma capisco benissimo che nella situazione attuale sarà un po' un'impresa. Comunque, siccome l'obiettivo di Pozzolandia è veramente quello di fare il meglio, sarà il nostro obiettivo principale quello di portare il meglio che abbiamo nella scuola a disposizione in quel momento, ovviamente con i nostri ragazzi. Questo è quanto, in buona sostanza. Certo, e come ultima domanda invece ti chiedo perché tu partecipi a Pozzolandia e perché secondo te i nostri ascoltatori che ci seguono dovrebbero parteciparvi. Ma io partecipo a Pozzolandia perché mi sento ormai, anche se non vivo qui a Pozzuolo, mi sento parte della comunità. Non ho certamente il tempo di essere presente a tutti i diversi meeting che vengono fatte in questa comunità dalle diverse associazioni, perché non abito qua. Però ci tengo a far parte del gruppo, diciamo, della squadra di Pozzolandia, e quindi ci tengo a far parte di tutte queste associazioni. A quelli che non ci sono, che non vogliono esserci, dico che se non lo fanno stanno perdendo una grande occasione, non solo per mostrare quello che valgono, ma per dimostrare alla comunità che ci sono e che lo fanno nell'interesse della comunità. Quindi secondo me è un po' un cane che si morde la coda, un'associazione che rimane al di fuori del gruppo dell'associazione. Certo. Ma questo lo lascio ai diversi interessati che trarranno poi le conclusioni del caso. Secondo me se devono rivedere qualcosa è meglio che mettano i dissapori da qualche altra parte, perché Pozzolandia è fatta proprio per questo, per mettere i dissapori da altrove, ai margini, e metterla fuori, con la scusa anche che dobbiamo coinvolgere i ragazzi. Io parlo come persona che ha i capelli bianchi, quindi ritengo che sia opportuno in una situazione come questa far capire ai giovani, a voi giovani, che il lavoro di squadra porta sempre a grandissimi vantaggi. Chi rimane fuori veramente adesso rimane fuori e lo fa a discapito proprio, tutto lì. Quindi invito tutti, a quelli che vogliono esserci, a partecipare a Pozzolandia e a farsi vedere. Molto bene, la nostra intervista per oggi si è conclusa qui, grazie mille di essere venuto e ci vediamo alla prossima intervista. Bene, ringrazio voi, vi saluto e ci vediamo a Pozzolandia. Oh, perfetto. Oh. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova intervista di Pozzolandia. Oggi andiamo a conoscere questa nuova associazione. Partiamo dalla prima domanda: come ti chiami e che associazione rappresenti? Allora, intanto ciao a tutti, mi chiamo Paolo Zaina, sono il presidente dell'associazione Karate Shotokan Pozzuolo del Friuli, associazione ormai che è dal 2003 in questo comune, e lavoriamo con tutte le fasce di età, dai bambini dai 4 anni agli adulti fino ai 99 anni. Quindi in particolare di che cosa si occupa la tua associazione? La nostra associazione fa karate è uno stile di arte marziale giapponese, il nostro stile è lo Shotokan, perché nel karate ci sono vari stili, e dal nostro stile nascono poi tutte le altre tipologie di arti marziali derivati, ecco. Quindi durante l'anno vi allenate? Durante l'anno nella nostra associazione c'è una buona preparazione a livello, diciamo, karate non è più come una volta calci e pugni, ma
Si lavora molto sulla psicomotricità, sul coordinamento motorio, io sono anche diplomato come posturologo e dunque inserisco le due cose insieme per fare una crescita a questi ragazzi in maniera corretta a livello psicomotoria. Lavoriamo molto sulla psicomotricità, sulla biomeccanica, tutto quello che concerne il corpo umano, ecco, in primis. E poi lavoriamo sull'agonismo, avendo una squadra anche internazionale, dunque c'è una buona preparazione anche a livello agonistico. Quindi fate anche competizioni e gare? Sì, diciamo che prima del Covid, l'anno precedente avevamo fatto circa 26 gare, di cui 12 internazionali, e dunque andiamo fuori. Abbiamo fatto Svizzera, Austria, Germania, Croazia, Slovenia, giriamo un po' tutta l'Europa. Con questo gruppo sono una dozzina di loro che sono proprio preparati per fare le gare internazionali, insomma, ecco. Perfetto. Se dovessi descrivere la tua associazione con una posa, quale sarebbe? Ma diciamo che più che un'associazione la definirei una famiglia. Una famiglia perché io sono coadiuvato da altri 5 tecnici, ho uno staff arbitrale, federale, e poi è una famiglia perché anche questo brutto periodo del Covid, per nostra sfortuna, siamo però riusciti a rimanere assieme perché facevamo gli allenamenti online, manteniamo il rapporto più che altro a livello di gruppo, di amicizia, di famiglia. E c'è un'ottima collaborazione anche con i genitori perché c'è partecipazione anche quando organizziamo qui a Pozzuolo le notti arti marziali. Se non ci fosse gruppo non riusciremo a farlo, ecco. Ma come posa invece? Come cosa intendi per un gesto, non lo so. Tecnico, dici tu? Ah, sì. Ok. Come gesto tecnico lavoriamo molto, come ti dicevo prima, a livello posturale, posizioni, respirazione, l'energia, coordinamento motorio per far capire come lavora il corpo umano. Già con ragazzi 14-15 anni cominciamo a parlare, cioè proprio non solo di karate ma anche di medicina dello sport, la psicomotricità a livello neuronale, per far capire in pratica la gestualità del karate. Bisogna in primis capire come viene fatta una tecnica, un calcio, un pugno, cosa bisogna usare del corpo, come la respirazione, l'energia, e sono tutti lavori che si fanno a livello psicomotorio, insomma. Ok, quindi una posa che può farci vedere qui che rappresenta l'associazione? Lo possiamo già vedere nel logo, diciamo, no? Ah, ok, beh sì, Già perfetto. nel logo è una tecnica su una parata, abbiamo il karate è uno stile di difesa, non di aggressione. Bisogna sfatare questo mito. Sì, assolutamente, perché karate è uno stile di difesa. Perché alla pratica cosa dobbiamo fare? Nella pratica impariamo prima a non essere aggrediti. Noi insegniamo che c'è una scaletta, no? Da 1 a 10. La prima tecnica è evitare il contatto fisico con l'avversario, anche a livello esterno, anche nella difesa personale. Può essere un contatto verbale, può essere, e poi se si va avanti, terzo o quarto punto, il contatto fisico è in difesa, mai a essere aggressivi, sempre cercare di evitare il contatto fisico, no? Dunque si lavora molto sulle tecniche delle braccia, sulle parate, sul movimento proprio dell'insieme del corpo. Perché non lavora solo braccio, ma tutto il corpo lavora insieme, diciamo. Tornando al discorso dell'associazione che tu la vedi Sì. come una famiglia, troveresti un altro punto di forza del karate, dell'associazione karate? Un altro punto di forza? Sì, diciamo un buon gruppo tecnico. Un buon gruppo tecnico che si è costruito nei 20 anni, perché io prima di essere Pozzuolo avevo altre scuole e i tecnici di questa mi hanno sempre seguito, e il punto forte è il rapporto che c'è sia proprio a livello di famiglia ormai, no? Però la preparazione tecnica, lo studio, aver creato un gruppo che ha sempre fatto formazione, anche se i tecnici possono avere 50 anni, ma tuttora continuano a fare stage nazionali, stage internazionali, e aver creato anche un buon gruppo di arbitri nazionali che ti permettono di lavorare insieme ai ragazzi per fare una formazione agonistica.
punto forte è che il Karate Pozzuolo è stato premiato anche per questo motivo, come risultati ottenuti a livello nazionale come quarta società in Italia nel 2017. Eravamo a Milano e per questo lavoro che è stato fatto assieme con tutti quanti i tecnici, gli arbitri, ci ha portato ad avere questo premio, come questo riconoscimento. Dunque dietro c'è un grosso lavoro tecnico, non c'è mai una fine, perché anche per dirti adesso col Covid io sto continuando a frequentare questo professore che seguo per il discorso della posturologia e continuiamo tuttora a trasmetterlo ai tecnici per migliorare il gruppo. Ecco, questo è molto importante. Non c'è mai una fine. Sì, immagino. E per la questione Covid, che comunque stavi già parlando adesso e avevi anche anticipato prima, come siete mossi quest'anno? Allora, diciamo che ci siamo organizzati con una lezione online, ci siamo organizzati in maniera abbastanza tecnica, no? Abbiamo costruito delle schede di lavoro dove si andava a lavorare sui punti in cui ognuno di loro ha delle problematiche da risolvere a livello tecnico, e queste schede avevano la loro valutazione con punteggi, col commento, e poi devono fare un'autoanalisi, e queste cose diciamo le facevamo circa 2 o 3 volte alla settimana con ognuno di loro, cioè era molto impegnativo. Calcola che 3 ore a sera sempre davanti al computer e via. Invece adesso diciamo che con la prossima settimana ci siamo già organizzati e facciamo gli elementi all'aperto. Con quelle belle giornate, il bel tempo che si sta avvicinando. Sì, appunto, dobbiamo organizzarci in questo modo, perché al chiuso non possiamo fare, dunque 3 volte alla settimana all'aperto, a gruppi, sempre a gruppi. Siccome siamo i 5 tecnici, possiamo fare 5 gruppi, ci siamo già organizzati bene, io ho fatto il patentino Covid per lo sport anche, sempre tramite online che il Centro Libertas ha organizzato, e niente, abbiamo tutte queste soluzioni, insomma. Ecco. Molto bene, spero che comunque possa ripartire presto e subito, quando è già tutto dalla abbiamo già un settimana. Calendario, ci hanno già dato un calendario, perché ad esempio un Filippo Calabrese, che lui è qua di Cargnacco, continuava a fare gli allenamenti perché era nel settore giovanile della nazionale, e con dei permessi speciali ogni 15 giorni il venerdì va a Milano. È stata un'impresa, perché c'era una trafila di carte incredibile, però ci ha permesso di poter continuare. Adesso il prossimo mese abbiamo le selezioni regionali e poi i campionati italiani, però con tutti i parametri del Covid, misure sì, ci sono, no? Immagino. Allora, dopo queste prime domande passiamo al momento gioco, e direi sigla. Ok, come vedi davanti a te sono comparse 3 buste, una gialla, una azzurra e una verde. Dentro ogni busta ci sarà un gioco, ovviamente riguardante Pozzolandia, e prego, puoi scegliere. La verde. La verde, perfetto, grazie. Ora vediamo cosa c'è dentro questa busta. Il gioco del sì e del no, in realtà del non dire né sì né no. Io ti farò delle domande, ma tu non dovrai mai rispondere né sì né no. Quindi con sinonimi, con forse, certo, sicuro. No, sì e no. E no, esatto. Perfetto, ti vedo molto pronto. Allora possiamo anche iniziare. Okay. La maglietta della 15ª edizione era azzurra con scritte gialle? Bellissima. Molto bella, però... Molto bella, mi è piaciuta. Aveva le scritte gialle? L'ho presa in mano ieri, so che è azzurra, ma la scritta mi frega, c'è il giallo. Ottimo. Di solito la parata iniziale di Pozzolandia inizia alle ore 10? Di solito sì. Non si può... Ah, detto sì. No, ma ho detto di solito prima. Ma sì, è venuto lo stesso, vabbè. Di solito. Di solito. Cavoli, quasi giusto. Ottimo. Di solito partecipano più di 20 associazioni a Pozzolandia? Molte di più. Esatto. Mi ricordo che il primo anno ce n'erano già più di 20.
Di solito dopo la parata iniziale di Pozzolandia ci sono i balli di gruppo? Allora, io mi ricordo che i balli di gruppo sono alla fine e all'inizio c'è la sfilata della banda, che si va tutti in Sì. gruppo, ed è una cosa molto bella questa, la chiusura con il ballo finale. Infatti sempre nel finale Pozzolandia si conclude con i palloncini che volano in aria. E questa è una cosa molto bella perché io ho fatto delle foto 3 anni fa, con i palloncini che volavano alla fine, quando c'era il ballo finale, siccome sono appassionato di foto, con il tramonto dietro. Beh, Bellissimo. immagino. Di solito nei panini di noi volontari c'è prosciutto e formaggio? Allora, nei panini non mi ricordo cosa c'era perché quando li portavo i ragazzi man bassa sparivano e dunque non potrei rispondere perché non mi lasciavano sempre senza. Il nome d'arte del conduttore di Pozzolandia è Padellino. Siccome abbiamo di chi gestisce durante la giornata? Sì, sì, C'è il nome Padellino. Allora, il nome Padellino non mi risulta, perché siccome anche lui è il marito di mia cugina, non è Padellino. non è Padellino. Pozzolandia manifestazione intendo, finisce verso le 8 di sera? Purtroppo Pozzolandia ha un piccolo difetto, siccome si sta bene e ci si diverte, non si riesce mai a finire alle 8. Esatto, mai, mai. No. No, Tac. Ma Tac. questa non era la domanda? Ma non si può dire. Ah, tu mi freghi, va bene. Allora, fra i temi di Pozzolandia c'è mai stato il super volontario? Fra i temi, ma io penso che Pozzolandia super volontario visto, ma per me no, sono tutti uguali. No. No. Che sì. È difficile un po' questo gioco. Ok, adesso mi concentro. I gazebi sono messi nell'area verde a formare una X? E abbiamo fatto varie forme, è sempre stata fatta in forma circolare e nei vari anni sono state cambiate solo le disposizioni dei stand. Perfetto, abbiamo finito questa tortura. Però col primo gioco, un ricordo, un momento più bello che hai di Pozzolandia? Una cosa che mi è piaciuto, ma intanto avevo tutto il gruppo, tutta l'aggregazione della gente, cioè, un contesto per se stesso. E mi ha dato la possibilità anche di far partecipare i ragazzi della palestra, perché all'inizio eravamo noi adulti nello stand, montare lo stand, mettere la roba. Negli ultimi 3-4 anni siamo riusciti a coinvolgere le ragazze, quelle giovani proprio, e noi abbiamo messo a disposizione il materiale, abbiamo dato quello che loro chiedevano e alla fine noi eravamo solo lì per sicurezza, io e gli altri maestri avevamo dato in mano a loro tutto quanto e da lì poi anche il discorso dei giochi, no? che venivano fatti dove partecipavano tutte le associazioni, tutti questi giochi che sono stati veramente belli perché poi cioè, hanno fatto ancora di più aggregazione, no? E sono riusciti a estrapolare quelle cose che nei giovani è un po' difficile, no? Lasciarsi andare, lasciarsi divertire, no? E ho visto anche queste ragazze mie che un po' all'inizio timide, sai, un po' non buttarsi, no? Poi diciamo un po' non costrette, no? Perché è una brutta parola, no? Sì. O tipo andate noi perché noi siamo vecchi, no? Andate voi, no? E con queste varie forme siamo riusciti a coinvolgerle, no? E poi negli ultimi anni non c'era più bisogno perché si sono lasciate andare, cosa che è molto difficile oggi come oggi, no? Perché i giovani sono tutti noi, non vado, mi vergogno, no? E vedo che Pozzolandia ha fatto questo, insomma, no? E da lì poi siamo riusciti anche con delle ragazze che adesso ormai hanno quasi 20 anni, che sono 10 anni che sono con me, a inserirle anche nel contesto della palestra in un modo diverso, responsabilizzarli, dargli no? Perché ci deve essere un seguito se un'associazione non muore, no? Esatto. E questo a Pozzolandia penso che sia stata una bella spinta. Ok, e per questa nuova Pozzolandia come vi organizzerete? Ma allora, diciamo, abbiamo un po' di problemi perché noi, cosa vuoi, col discorso del Covid non ci possiamo incontrare, non possiamo creare delle cose magari che
per gli altri sono più facili, no? Perché ci troviamo in una situazione che il karate rientra proprio nelle discipline sportive del contatto e dunque siamo veramente bloccati, no? E diventa difficile proprio poter dare un contributo magari come possono fare gli altri, perché non sono associazioni con dei vincoli come noi. Essendo uno sport di contatto siamo veramente messi all'ultimo posto e comunque noi ci siamo sempre stati, ci saremo, insomma, ecco, Perfetto. al massimo della possibilità. E un'altra domanda più personale, perché tu partecipi a Pozzolandia? Diciamo che, allora, ti dico subito, io non sono di Pozzuolo, sono dal 2003 che sono qua come associazione e partecipo a Pozzolandia perché le persone che ci sono dentro, che organizzano, ma tutto il contesto proprio non solo di Pozzolandia, proprio come comune, mi fa stare bene, mi trovo bene, disponibilità, gente che ha la mano, semplice. E voglia di fare. Bello, bello. E più che altro, adesso che hai parlato della tua esperienza, perché i nostri telespettatori o comunque chi ci sta ascoltando adesso dovrebbe partecipare a Pozzolandia, oltre alle parole che hai appena detto? Ma dovrebbe partecipare perché è un modo per stare assieme, no? In qualsiasi formula, in qualsiasi modo, è un modo per comunicare, per crescere, per dare la possibilità anche a chi viene dopo, insomma, no? Ai giovani, di dare un esempio di cosa vuol dire lavorare con passione, testa e cuore. Spero che i nostri ascoltatori vengano a questa nuova Pozzolandia per appunto sentire questo esempio di testa e di cuore e ci vediamo alla prossima intervista. Grazie, complimenti a tutti quanti. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova intervista di Pozzolandia. Andremo a vedere chi è l'intervistato di oggi, anzi gli intervistati, partendo subito dal chiedervi come vi chiamate e di che associazione fate parte. Buongiorno a tutti, io sono Bruno, sono il presidente dell'Associazione Amatori della Pesca e il Cogol di Pozzuolo del Friuli. Buongiorno, io sono Giorgio e sono il vicepresidente. Perfetto, e di che cosa si occupa il Cogol? La nostra associazione si occupa della pesca sportiva non agonistica, della cultura ambientale del territorio, sensibilizzando le nuove generazioni, la riscoperta dei luoghi di pesca del Friuli e la promozione di attività ricreative e culturali. Ok, quindi durante l'anno, oltre a queste cose, cosa fate anche di solito? Facciamo la festa degli anziani, facciamo diverse manifestazioni che riguardano, oltre alla pesca, anche altre attività, insomma. Ok, per descrivere il Cogol, se io ti chiedessi un gesto per descrivere il Cogol, quale sarebbe? Un gesto? Perché? Perché è un segno di amicizia, di unione, ecco. Ok, quindi immagino che questo sia anche un punto di forza del Cogol. Certo. E quest'anno particolare, che comunque si è rimasti chiusi in casa, come vi siete organizzati? Guardi, noi quest'anno abbiamo già fatto un programma e sperando venga realizzato, viste le problematiche dovute al Covid. Se tutto andrà bene partiamo il 2 giugno con una gara di pesca in un laghetto nei dintorni qua. Speriamo bene, insomma. Speriamo che non sia come l'anno scorso, che siamo andati in bianco tutto l'anno. Ecco. E dopo queste prime domande, facciamo uno stacco perché vi abbiamo preparato un gioco e direi sigla. Davanti a voi sono comparse 3 buste, una gialla, una azzurra e una verde. Dentro ogni busta ci sarà un gioco riguardante Pozzolandia. Prego, scegliete pure il vostro destino. Io scelgo azzurra. Concordi? Concordo. Allora prendiamo l'azzurra. Perfetto, vediamo cosa c'è dentro a questa busta. Dentro alla busta abbiamo il gioco del
Contrario. Cosa significa? Io vi porrò delle domande, però voi non dovrete rispondere con la risposta giusta, ma con quella sbagliata. Quindi se io ti chiedo, non lo so, ti chiami Giuseppe o Giorgio, cosa mi risponderesti? Dici? No, tra Giuseppe e Giorgio cosa risponderesti? Giuseppe. Esatto. Se io ti chiedessi, il Cogol si occupa di pesca o di macelleria? Di macelleria. Esatto, perfetto. Saranno tutte riguardanti Pozzolandia, Ok. quindi in bocca al lupo. Ok, siete pronti? Certo. Sì. Perfetto. La maglietta della 15ª edizione era azzurra scritte gialle o gialla con le scritte azzurre? Azzurra scritte gialle. No? Bisogna rispondere quella sbagliata? Ah, gialla con le scritte azzurre. Ok. Per te una testa o... Sì. Sì. Ok, perfetto. Di solito la parata iniziale di Pozzolandia inizia alle ore 9 o alle 10? Alle 10. No? Bisogna rispondere sbagliato? Non incomincia alle 9. No? Inizia alle 10. Si apre alle 9. Si apre alle 9. Ah, boh. È difficile, è difficile. Il primo premio della lotteria dell'ultima edizione di Pozzolandia era una televisione 49 pollici o un impianto anti-intrusione? Un impianto anti-intrusione. Ma siete bravi però, siete sempre giusto. Di solito la merenda per i bambini è una merendina, è un succo di frutta oppure crackers e mela? Crackers e mela. Bene, vai. Di solito dopo la presentazione iniziale di Pozzolandia ci sono gli spettacoli o i balli di gruppo? Gli spettacoli. Pozzolandia si conclude con i palloncini o con le bolle di sapone? Con le bolle di sapone. Di solito nei panini di noi volontari c'è prosciutto e formaggio o insalata e pomodoro? Insalata e pomodoro. Di solito ci sono più di 200 o meno di 200 volontari a Pozzolandia? Meno di 200. Il nome d'arte del conduttore di Pozzolandia è Padellino o Budellino? Padellino. Pozzolandia finisce verso le 18 o verso le 20? Intendiamo Beh, manifestazione. Verso le 20. Ok, nelle torte della famosissima gara delle torte di Pozzolandia non si deve mettere agrumi o creme? Agrumi. Di solito partecipano più di 20 associazioni o meno di 20 a Pozzolandia? Meno. Pozzolandia è iniziata nel 2004 o nel 2007? 2007. Pozzolandia si festeggia la prima o la seconda domenica di maggio? La seconda. Quale tema di Pozzolandia non c'è mai stato? Il super volontario o la Pozzolandia futuristica? Il super volontario. Di solito i premi della lotteria di Pozzolandia sono più di 30 o meno di 30? Meno di 30. I gazebi sono messi nell'area verde a formare una X o un cerchio? Una X. Perfetto, abbiamo finito. Stupendo, avete recuperato in maniera... No, siamo partiti male. Ma insomma. Avete recuperato. Quindi, finito questo primo gioco, passiamo al secondo, perché abbiamo preparato un secondo per voi, e si chiama Abbassa un dito se. Praticamente voi avrete le 10 dita delle mani, io vi chiederò una cosa e se questa cosa l'avete fatta, si abbasserà un dito. Ok? Tipo, È fatta durante la... Pozzolandia, ovviamente, ok. sempre. Quindi alziamo le mani. Ok, adesso devo trovarlo. Fai degli esempi intanto, così capiscono. Avete lavato i denti stamattina? Sì. Sì. E si abbassa il dito. Ah, ok. Ok. Adesso... Ecco, l'ho trovato. Questo dobbiamo fare giusto però. Sì, questo è giusto, questo Comunque, è giusto. siamo in due, basta una mano. No, è per persona. Allora, la prima è semplice. Hai mai partecipato a Pozzolandia? Sì, tutte e due dovete abbassarli Sì, in contemporanea. Ah, ok. No, un dito solo però. Va bene che siete in due, ma una a testa. Hai mai montato un gazebo a Pozzolandia? Sì. Sì. Hai mai partecipato alla parata iniziale di Pozzolandia? Sì. Sì. Hai mai vinto qualcosa della lotteria? No. Sì. No, se chi non ha vinto si alza su, se non hai fatto niente non si abbassa il dito. Ah, boh. Allora, hai mai mangiato la pasta asciutta alla fine di Pozzolandia? Sì. Sì. Hai mai usato una maglia di Pozzolandia come pigiama? Sì. No. No, la si tiene sul dito. Hai mai sentito o cantato l'inno di Pozzolandia? Sì. Sì.
Hai mai partecipato al lancio di palloncini finale? No, Anche io. Ti è mai capitato di smontare un gazebo di corsa perché è iniziato a piovere? Sei mai stato contento o fiero di aver partecipato a Pozzolandia? Sì. Beh, bene, ottimo, cioè, solamente 3 cose e una cosa che non avete fatto. Spero che nelle prossime edizioni si Vinto lui. riuscirà... andremo a rilasciare noi magliette. palloncini e nessun altro. Esatto. Ok, possiamo continuare con le Sì, ultime certo. domande e saranno un po' più personali. Un ricordo che ti viene in mente o vi viene in mente pensando a Pozzolandia, anche un momento più bello di questa Il manifestazione. momento più bello pensando a Pozzolandia è quella marea di bambini multicolori che come schegge impazzite vanno da un gazebo all'altro e vogliono provare tutto, vogliono vedere tutto, imparare tutto e quindi sono molto contenti di poter gironzolare nell'area anche se incazzare i genitori e quindi questa è la mia immagine di Pozzolandia. Beh, sì, assolutamente. E a questa Pozzolandia volete anticiparci qualcosa che farete in Ma questa nuova edizione? purtroppo siamo un'associazione di pesca, quindi operiamo più fuori all'esterno che non in aree ben precise e quindi porteremo sempre le solite cose per far sì che la gente che viene per la prima volta ci conosca, veda quello che si fa sul territorio, spiegando noi quello che facciamo e i bambini abituandoli, visto che hanno molta manualità e apprendono subito a costruire, noi costruiamo delle esche artificiali e quindi con piume, pelo e loro sono molto contenti di provare a fare queste cose qua. E per i vecchi che ci ritroviamo finalmente sperando di poterlo fare per scambiarci delle idee sulle associazioni proprio, su quello che si può fare di più. Ok, e perché tu partecipi a Pozzolandia? Ma come società noi partecipiamo perché vogliamo che le nuove generazioni siano più presenti sul territorio, sappiano come è conformato questo territorio, visto che adesso anche con la chiusura del Covid fuori in giro insomma si va sempre meno. C'è sempre più assembramento e si va sempre meno sul territorio naturale. Noi abbiamo sempre portato questa causa qui del territorio naturale del Friuli Venezia Giulia perché conoscano il territorio con i posti bellissimi che noi abbiamo e quindi noi lavoriamo proprio per questo sulle nuove generazioni in modo che ci sia un proseguo anche per la nostra associazione, ma non solo, ci sia un proseguo proprio per la regione. Ok, quindi per questo motivo qui dovrebbero partecipare i nostri ascoltatori a Pozzolandia o ci sono altri? Verso di noi, verso le altre associazioni avranno delle altre cose specifiche da mostrare, ma comunque partecipare a Pozzolandia è partecipare a un evento che secondo me sul nostro territorio non ce n'è uno uguale, forse anche in territori regionali diversi dal nostro non ce n'è. E quindi partecipare a questo evento vuol dire partecipare a una cosa nuovissima, anche se è nato molti anni fa, ma per chi non lo conosce è una cosa estremamente differente da tutto quello che si trova in giro. E quindi hanno la possibilità di conoscere molte associazioni che anche non sono del territorio prettamente comunale nostro, mi sembra, ma anche dal fuori. E quelle associazioni che sono fuori possono conoscere un contesto dove possono riprodurlo nel loro territorio comunale o nel loro territorio regionale. Qui ci sono state delle persone al di fuori della regione e mi hanno detto che loro non hanno mai visto una miriade di persone che si sposta in quest'area che è perfettamente adeguata per contenere i bambini in totale sicurezza. Difatti hanno lasciato i bambini correre in giro tranquilli
a vedere tutte le cose, e loro hanno girato con la calma tutti gli stand e sono rimasti impressionati da questo contesto qua. Allora, spero che questo messaggio arrivi ai nostri ascoltatori e che vengano numerosi a Ma Pozzolandia. certamente è una cosa che tutti secondo me devono vedere, specialmente le famiglie che portino i più piccoli, perché i più piccoli io penso che rimarranno meravigliati da quanta roba c'è da vedere, insomma. Perfetto, allora speriamo veramente sia arrivato questo messaggio. Speriamo che a settembre si possa rifare tutta questa roba qua. Per recuperare anche l'anno passato, che è andato in bianco, e quindi recuperare la mancanza, ecco. Perfetto, allora passeremo alla prossima intervista e speriamo siate numerosi a questa nuova Pozzolandia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Elisa che ci presenterà la sua associazione. Ciao Elisa, mi sapresti dire di che associazione fai parte? Ciao, io faccio parte della società dilettantistica polisportiva Zugliano. E di che cosa si occupa la polisportiva di Zugliano? Noi principalmente ci occupiamo di pallavolo, negli anni però ci siamo lanciati anche a fare atletica, tennis e gioco motricità. E quali sono le attività principali che durante l'anno portate avanti? Noi lavoriamo con i bambini della scuola elementare all'interno del progetto di scuola integrata. Abbiamo 2 gruppi, un primo ciclo, prima e seconda elementare, e secondo ciclo, terza, quarta e quinta. Per queste 2 squadre proponiamo anche un secondo allenamento a cui si aggiungono alcune ragazze delle medie. In più abbiamo una squadra di adulti che fa un solo allenamento a settimana, non partecipa ad alcun tipo di campionato, però punta ai tornei estivi. Molto bene, adesso ti faccio una domanda un po' particolare e ti chiedo di descrivere la tua associazione con 3 parole, un gesto, una posa, una canzone. Puoi farli tutti o puoi scegliere quello che preferisci. Allora, le 3 parole: entusiasmo, divertimento e tenacia. Il gesto, il sorriso, quello dei miei bambini durante i tornei, e nonostante i risultati, che vincano o che perdono, c'è sempre uno splendido sorriso. La posa, ti direi la posa del palleggio, e la canzone mi pare ovvia, Miley Cyrus. Mi sembra perfetta per il contesto. Adesso ti chiedo qual è il punto di forza della tua associazione? Allora, sicuramente le 2 allenatrici, Sonia e Giulia, che sono molto preparate e riescono a coinvolgere i ragazzi e a trasmettere passione. E soprattutto io vedo il supporto e l'aiuto da parte dei genitori e da parte degli atleti, quelli più grandi, ecco. Molto bene. Adesso, come ultima domanda di questa nostra prima parte dell'intervista, nonostante sappiamo tutti bene la situazione sanitaria nella quale ci troviamo da quasi 1 anno e mezzo, ti chiedo come siete messi, insomma, quest'anno voi della polisportiva. Allora, abbiamo preparato la stagione diversi mesi prima dell'inizio, ovviamente, stilando protocolli, acquistando tutti i materiali necessari per fare l'attività in sicurezza. Ad ottobre siamo riusciti a partire all'interno della scuola integrata, dopo un mese ci hanno stoppato perché le fasce d'età a cui noi ci rivolgiamo non fanno parte delle categorie di interesse nazionale. Quindi abbiamo nei mesi successivi cercato comunque di mantenere un contatto con i nostri ragazzi e abbiamo organizzato alcuni allenamenti online. Sono stati divertenti, sono andati molto bene, però è tutt'altra cosa. Certo. Benissimo, allora con questa prima parte del domande abbiamo finito. Adesso abbiamo preparato delle sorprese, quindi lascio che entrino le buste e sigla.
Molto bene, allora come vedi adesso davanti a te ci sono queste 3 buste, tutte di colori diversi e con un numero diverso e con al loro interno anche un gioco diverso. Quindi in base alla busta che tu sceglierai faremo questo gioco. Bene, allora io scelgo la busta verde, verde Ok. speranza. Top. Molto bene, allora la busta da te scelta è la numero 3 e al suo interno abbiamo il gioco del sì e del no, che consiste nel porti delle domande alle quali tu dovrai rispondere senza pronunciare le 2 parole sì e no. Ma potrai usare dei sinonimi, certamente, ovviamente, assolutamente, non lo so, o cose del genere. Molto bene, allora io adesso ho preso le domande. Se sei pronta possiamo partire con il gioco, non ha un limite di tempo, quindi puoi prenderti insomma quei tuoi 3-5 secondi per pensare e stare attenta a non dire quelle 2 parole. Partiamo. Molto bene. Prima domanda. La maglietta della 15ª edizione di Pozzolandia era azzurra con scritte gialle? E chi se lo ricorda? Di solito la parata iniziale di Pozzolandia inizia alle ore 10? Certo. Il primo premio della lotteria dell'ultima edizione di Pozzolandia era una televisione a 49 pollici? Io ho la memoria corta, e chi se lo ricorda? Di solito partecipano più di 20 associazioni a Pozzolandia? Certo. Di solito la merenda per i bambini è crackers e mela? Mica tanto. Di solito, dopo la presentazione iniziale di Pozzolandia, ci sono per caso i balli di gruppo? Beh, le maestre sono bravissime. Pozzolandia si conclude con i palloncini che volano in aria? È bellissimo vedere volare i palloncini. Di solito, nei panini di noi volontari, c'è per caso il prosciutto col formaggio? E cosa vorresti mangiare? Di solito, i premi della lotteria di Pozzolandia sono più di 30? Assolutamente. Il nome d'arte del conduttore di Pozzolandia è Padellino? E mi pare che sia un nome ben diverso. Pozzolandia finisce verso le ore 20? Molto prima. È vero che nelle torte della famosissima gara delle torte di Pozzolandia non si devono mettere le creme? Confermo. Pozzolandia è iniziata nel 2004? Chi si ricorda quando è iniziata? Pozzolandia si festeggia in giorni ottimali senza la pioggia. La seconda domenica di maggio? Ma mi pare tanto di no. No! Vale doppio questa 2 volte, l'hai detto. Andiamo avanti, dai. Va bene, va bene. Fra i temi di Pozzolandia, c'è mai stato quello del super volontario? Io me lo ricordo bene. Di solito ci sono più di 200 volontari a Pozzolandia? Assolutamente. Ultima domanda. I gazebo sono messi nell'area verde a formare una X? Ma direi che è un'altra forma. Perfetto, abbiamo finito, solo 2. Top! Che Super. fatiche! Molto bene, allora le sorprese sono finite qui. Vedo che in entrambi i giochi te la sei cavata molto molto bene, quindi Grazie. eri super preparata. Adesso però ci tocca concludere questa nostra intervista e passiamo alle ultime domande. Quindi ti chiedo, visto che insomma dopo il gioco delle magliette abbiamo accertato che per le edizioni di Pozzolandia sei stata sempre presente, un ricordo che ti viene in mente pensando a questa manifestazione che ormai da anni portiamo avanti nel nostro comune,
o un momento bello che insomma ti porta alla mente Pozzolandia. Ma di momenti belli ce ne sono stati tanti. E a me è sempre piaciuto vedere i campi da pallavolo completamente pieni, sempre pieni di ragazzi, bambini, adulti, e formavano anche squadre da 8-9 componenti. L'importante era stare assieme, era giocare. E un'altra cosa che ricordo sempre con molto piacere sono la cena alla fine della manifestazione, in cui noi volontari eravamo tutti assieme, tutti completamente stremati dopo una lunghissima giornata, ma si vedeva la soddisfazione. Assolutamente. Adesso ti chiedo, nonostante insomma anche quest'anno come l'anno scorso Pozzolandia sia un po' cambiata come edizione, ti chiedo se vuoi anticiparci che cosa avete intenzione di fare o che cosa farete per insomma quest'anno per Pozzolandia. Allora, stiamo organizzando dei piccoli video con dei giochi ispirati ai giochi di società, con delle attività legate alla pallavolo, però non vi dico nulla di più. No spoiler. Molto bene, molto bene. Adesso come ultima domanda ti chiedo perché tu partecipi a Pozzolandia, o perché negli anni comunque hai partecipato, e perché secondo te i nostri ascoltatori che ci seguono dovrebbero parteciparvi. Allora, Pozzolandia da fuori è solo una giornata in cui si uniscono i piccoli e i grandi per giocare. In realtà la parte più bella, secondo me, è tutto il lavoro che c'è dietro, tutte le riunioni e soprattutto il fatto di creare un legame tra le varie associazioni. Questi legami poi vanno avanti negli anni e permettono a tutti noi di lavorare meglio anche nelle nostre attività. Quest'anno ovviamente l'edizione è molto, molto particolare, perché in presenza è ben difficile, ed è importante secondo me che noi associazioni offriamo un momento di serenità, di svago, di gioco, e magari anche con questi giochi diamo le possibilità anche alle famiglie di giocare assieme. E diamo anche un altro messaggio, che è: nonostante tutto noi ci siamo e nonostante le difficoltà non molliamo. Quindi secondo me chi ci ascolta dovrebbe seguire questo evento, perché sarà sicuramente un momento di divertimento. Durante le riunioni ho sentito delle idee bellissime tra cultura, sport, informazione, quindi ce n'è per tutti. Assolutamente, mi sembra una risposta molto molto bella che condivido. Quindi la nostra intervista si è conclusa qui, è stato davvero un piacere intervistarti e averti qua con noi. Grazie. E saluto tutti. Ciao, benvenuti. Diteci come vi chiamate e di che associazione fate parte. Ciao a tutti, io sono Enrico, faccio parte della Società Filarmonica di Pozzuolo, che tutti conoscono come la Banda di Pozzuolo. Io sono Alessandra Rodaro, anch'io faccio parte della Società Filarmonica di Pozzuolo, inoltre gestisco i corsi della scuola di musica, sempre all'interno della Società Filarmonica. Di cosa si occupa la vostra associazione? Allora, la nostra associazione si occupa di promuovere la cultura musicale e artistica all'interno del nostro territorio. In particolar modo l'attività della banda grande, quindi composta dagli adulti, e della banda giovanile. La scuola di musica si occupa principalmente di formazione musicale, sia nei bambini e nei ragazzi che anche in persone adulte che vogliono approfondire gli studi musicali. Tutto questo viene realizzato sempre in un'ottica di condivisione e di socialità, perciò i bambini vengono guidati dai nostri insegnanti ad un approccio positivo alla musica. Raccontateci cosa fate di solito durante l'anno. Allora, durante l'anno
Noi siamo occupati in servizi inerenti alle manifestazioni sia civili che religiose all'interno del nostro comune e anche all'interno della nostra regione. Successivamente poi proponiamo anche tutta una serie di concerti e anche promozione culturale, e in particolar modo la nostra filarmonica è protagonista dei tradizionali concerti di Natale e di primavera. Inoltre siamo sempre ben disponibili ad accettare degli inviti che ci vengono fatti da altre bande italiane, e quindi andiamo a fare dei gemellaggi all'interno appunto del nostro territorio nazionale. Infine, da qualche anno che abbiamo proposto un concerto, evento legato al friulano, in cui la nostra filarmonica si esibisce con anche dei narratori e un cantante tenore. Ok. L'attività della scuola di musica si sviluppa attraverso un percorso scolastico che inizia più o meno verso ottobre e termina con maggio, e vede i ragazzi e gli adulti partecipare alle lezioni con gli insegnanti appunto che abbiamo a disposizione, e al termine delle lezioni, quindi verso maggio, vengono organizzati dei saggi che sono un momento finale molto importante, che permettono alle famiglie e ai ragazzi di condividere l'esperienza formativa che hanno vissuto. Bene, adesso vi chiedo di descrivere la vostra associazione in 3 parole. Allora, in estrema sintesi, quindi suonare, condivisione e amicizia. Ok, allora Alessandra, a te chiedo un gesto che potrebbe rappresentare la tua associazione. Ok, e avete anche una canzone? Allora, diciamo che 2 canzoni io citerei che magari la gente non conosce, però magari su YouTube si riescono a trovare, che sono sicuramente Barner Musicante e Compleanno, che sono 2, dei cavalli di battaglia che eseguiamo sempre in qualsiasi sfilata che noi facciamo all'interno del nostro territorio. Per quanto riguarda la scuola di musica, invece, possiamo osare con la canzone più conosciuta degli Aristogatti, in cui appunto che fa un po' il riassunto del nostro motto, insomma. Qual è secondo voi il vostro punto di forza? Allora, il punto di forza è che all'interno della nostra associazione possono partecipare persone di tutte le età. Quindi non è richiesta nessuna abilità particolare, se non quella ovviamente di saper suonare, di essere interessati al nostro mondo. E un'altra cosa secondo me importante è che non abbiamo dei titolari e dei panchinari, per fare la similitudine ad uno sport, e quindi sono tutti importanti dal primo all'ultimo, e tutti devono stare alle stesse regole. Per quanto riguarda la scuola di musica, diciamo che il punto di forza è che, essendo una realtà comunque di paese, permette ai ragazzi di introdursi al mondo musicale con serietà ma anche serenità. Ok, ultima domanda di presentazione. Quest'anno, a causa del Covid, come vi siete mossi? Allora, quest'anno abbiamo fatto delle prove all'esterno finché abbiamo potuto, e poi da ottobre non abbiamo più potuto fare la nostra attività. Per cercare di mantenere un contatto con i suonatori abbiamo organizzato sia delle videoconference, quindi delle chiamate con tutti presenti, e poi abbiamo cercato proprio settimanalmente di inviare dei filmati con dei professionisti o anche dei filmati nostri presi dai social, per cercare di tenere attivo l'interesse. In scuola di musica le lezioni si sono svolte tenendo sott'occhio quello che ovviamente era la normativa in vigore in quel periodo, perciò abbiamo avuto sia momenti di lezione in presenza che momenti di lezione da casa, quindi online. Abbiamo cercato di ridurre i gruppi di solfeggio e pre-solfeggio a pochi bimbi, in modo che comunque potessero seguire in presenza, e niente, questo è quello che siamo riusciti a fare. Ok, e ora c'è una sorpresa per voi.
il gioco delle buste, quindi sigla. Ora abbiamo questa sorpresa per voi e dovete scegliere una di queste 3 buste. Quale scegliete? Quella azzurra. La numero 2 allora? La numero 2, la Ok. accendiamo. Ok, bene, avete scelto la busta azzurra e il gioco è quello dei 60 secondi. Bene, ora avete 60 secondi, io vi farò delle domande, dovete rispondere il più possibile giusto ovviamente. Siete pronti? Mhm. Ok, il tempo parte ora. La maglietta della 15ª edizione di che colore era? Azzurra. Di solito a che ora inizia la parata di Pozzolandia? 10. Quanti premi ci sono di solito nella lotteria? Meno o più di 30? Più di 30. Il premio della lotteria dell'ultima edizione era una televisione 49 pollici? No. Di solito qual è la merenda per i bambini? Il panino della Conad. Di solito la presentazione iniziale di Pozzolandia ci sono i balli di gruppo? No. Quanti volontari ci sono a No, Pozzolandia? vi prego, vi prego. Ok, quanti volontari ci sono più o meno di 200? Più. Come si conclude Pozzolandia? E con quei palloncini. Di solito cosa c'è nel pranzo al sacco di noi volontari? Panini, Bibi. frutta. È vero, è la bottiglietta d'acqua. Stop! Già finiti? Sì, finiti in 60 secondi. Dai, siete stati bravi, ragazzi. Allora, le sorprese non sono finite perché abbiamo ancora un giochetto per voi. Adesso vi farò delle domande e voi dovete abbassare un dito delle vostre 2 mani se avete fatto la cosa che vi chiederò. Quindi tenete pronte le mani così. Siete pronti? Mhm. Allora, abbassate un dito se avete mai partecipato a Pozzolandia. Abbassate un dito se avete mai montato un gazebo a Pozzolandia. Adesso abbassate un dito se avete mai partecipato alla parata iniziale. Se avete mai vinto qualcosa alla lotteria. Abbassate un dito se avete mai mangiato la pasta asciutta alla fine di Pozzolandia. Abbassate un dito se avete mai usato una maglia di Pozzolandia come pigiama. Se avete mai sentito o cantato l'inno di Pozzolandia. Abbassate un dito se avete mai partecipato al lancio finale dei palloncini. Abbassate un dito se vi è mai capitato di smontare un gazebo di corsa perché è iniziato a piovere. E infine abbassate un dito se vi è mai stato contento. Ok. Abbassate un dito se siete mai stati contenti o fieri di aver partecipato a Pozzolandia. Bene. Siete rimasti con un dito. 1-1. Ok, perfetto. Adesso le sorprese sono finite e passiamo alle domande finali per poi salutarci. Adesso vi chiedo un ricordo che vi viene in mente quando pensate a Pozzolandia oppure un momento felice. Beh, per quanto riguarda la banda, sicuramente la sfilata iniziale con tutti i volontari, è veramente un bellissimo momento. Per la scuola di musica la prova, diciamo, stravagante degli strumenti che vedeva non solo bambini ma anche adulti volenterosi di provare questi strumenti. E quindi quest'anno cosa farete a Pozzolandia? Ma quest'anno cerchiamo di sfruttare appunto queste nuove tecnologie e quindi nella nostra proposta culturale che andremo ad effettuare questa estate inseriremo i nostri eventi anche all'interno del cartellone appunto di Pozzolandia. Esatto, e cercheremo anche di trasmettere, se riusciamo, una presentazione degli strumenti, sempre grazie alle nuove tecnologie, e anche un laboratorio di body percussion, perché no? Allora perché voi partecipate a Pozzolandia e secondo voi perché anche i nostri ascoltatori dovrebbero farne parte? Perché è una festa della nostra comunità e dove tutte le associazioni sono uguali e importanti. Esatto, ed è un momento di conoscenza e anche di ritrovo con tutte le associazioni e ci permette di scambiare pensieri, emozioni, ricordi, di condividere una giornata e in questo anno particolare una serie di eventi che ci vedranno partecipi.
Bene, allora noi vi ringraziamo e ci vediamo a Pozzolandia. Grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova intervista. Partiamo subito con il nostro ospite. Come ti chiami e di che associazione fai parte? Io sono Luca Brunisso, faccio parte dell'associazione sportiva dilettantistica Motoclub Artrex. E di che cosa si occupa Motoclub Artrex? L'associazione sportiva Motoclub Artrex nasce nel 2014 da una costola del Motoclub Variano, motoclub storico in ambito fuoristrada motociclistico dell'enduro regionale, e si occupa prevalentemente di promozione sportiva motociclistica in ambito di fuoristrada, in particolare le specialità di trial, motocross ed enduro. Ok, quindi di solito durante l'anno che cosa fate? Durante l'anno la nostra attività prevalente è quella di promuovere il motociclismo a partire dai ragazzini fino agli adulti, avviandoli alla pratica motociclistica anche a livello agonistico. Oltre a questo, la nostra associazione anche l'obiettivo è quello di promuovere non solo l'attività motociclistica ma anche il territorio regionale, tant'è vero che molto spesso veniamo chiamati dai nostri membri di associazione anche a promuovere delle manifestazioni a livello comunale in varie parti della regione per promuovere anche l'aspetto legato al motociclismo dal punto di vista turistico. Faccio un esempio, già da qualche anno la nostra associazione si occupa di organizzare una motocavalcata in provincia di Udine, in particolare nel comune di Pulfero, che attrae una notevole partecipazione di piloti, soprattutto di origine austriaca e tedesca, e con conseguente anche business dal punto di vista turistico sia per gli alberghi che per i ristoranti delle varie zone. Questa è una delle tante manifestazioni che facciamo, come lo possiamo fare anche a livello regionale in città. Abbiamo fatto diverse manifestazioni promozionali sia dal punto di vista di enduro, ma non solo enduro, ma anche di trial, con degli spettacoli indoor fatti da ragazzi della nostra associazione, che servono non solo per promuovere l'attività motociclistica ma anche per attrarre pubblico e attrarre spettatori, magari come è stato fatto 2 anni fa nel centro commerciale Friuli a Udine, come sono stati fatti anche in altri ambiti di feste locali o sagre. Ok, quindi data questa varietà di eventi, quest'anno a causa del Covid come vi siete organizzati? Quest'anno la nostra associazione finora non ha organizzato dei particolari eventi dal punto di vista di spettacoli, ma comunque abbiamo in programma probabilmente delle manifestazioni legate all'enduro in comune di Nimis. Faremo una manifestazione ad ottobre nel campionato di mini enduro Triveneto. Oltre a questa stiamo decidendo appunto se creare una manifestazione sempre legata al trial nel comune di Pulfero, e credo che sarà confermata prossimamente anche la 13ª o 14ª, non mi ricordo ormai, ho perso i numeri, manifestazione dell'Endurissima, che è una hobby sport promozionale di enduro proprio a Pozzuolo del Friuli. Bene, adesso un'ultima domanda, quindi ti chiedo qual è il vostro punto di forza? Beh, il nostro punto di forza è appunto l'eterogeneità dei membri dell'associazione, che anche se lo zoccolo duro è della zona Pozzuolo, zona limitrofe, ma ci sono diversi soci di varie parti del Friuli, e questo ci permette anche di collaborare con realtà come comunali anche al di fuori del comune di Pozzuolo, che ci può permettere anche di creare anche delle manifestazioni che sono
non solo utili per noi associazione, ma anche per le attività turistiche friulane. Allora, ti ringraziamo per queste domande, so che hai portato con te anche dei piloti, quindi possiamo farli entrare. Sì, ho portato qua a dimostrazione di quanto abbiamo detto adesso, che oltre alla promozione c'è anche per i più dotati anche il fattore agonistico. Abbiamo portato 2 promesse del motociclismo regionale. Uno è Brunisso Giacomo, che fa parte del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, e l'altro è Andrea Molinaro, che anche lui si sta comportando molto bene nel campionato triveneto e nazionale di mini enduro. Eccoci allora con i nostri 2 piloti, quindi direi innanzitutto di presentarvi, come vi chiamate e anche quanti anni avete, che vi vedo che siete molto giovani. Io mi chiamo Giacomo Brunisso, ho 15 anni. Io mi chiamo Andrea Molinaro e ho 14 anni. Ok, perfetto. Volete dirci magari anche in quale specialità, diciamo, vi correte di solito? Io faccio gare di trial. Il trial è una specialità non basata sulla velocità ma sull'equilibrio, e le gare si basano su dei percorsi naturali e durano all'incirca 6 ore. E la specialità si basa sull'equilibrio, quindi non commettere errori e niente. Ok, grazie. Io pratico mini enduro e la specialità è basata sulla velocità e è composta da solitamente 2 prove speciali e cronometrate, e chi ci mette meno tempo vince, ecco. Vince la gara? Sì. Ok, benissimo. Ma voi quindi siete già partiti con questa specialità oppure le avete provate prima, le diverse, e avete scelto quella che fa per voi? Come funziona di solito? Ma io ho iniziato con le prime moto a 3 anni, semplicemente per passione. Poi piano piano verso i 7 anni ho iniziato a praticare questa disciplina e fino adesso ho continuato sempre con quella. Io invece avevo mio papà che praticava questa disciplina e quindi fin da piccolo ho sempre visto moto, diciamo, di quel genere, ecco. E quindi mi sono sempre appassionato, ho incominciato a 6 anni e adesso sono qua, sempre con quella specialità. Ok, quindi diciamo che voi avete iniziato veramente giovanissimissimi, possiamo dire. E secondo voi è importante partire già da così giovani, oppure magari il nostro pubblico, anche se un po' più mature di età, può iniziare? Ma secondo me aver iniziato da piccolo sicuramente ti dà una motivazione in più, trovi subito la tua specialità, la tua passione. Magari per qualcuno c'è bisogno di sperimentare più cose, e basta che quello che fai ti diverte e può bastare così. Ok, perfetto. Per me invece, secondo me è molto fondamentale partire, diciamo, più ragazzini, ecco, perché comunque sei più giovane, sei più agile, più magari svelto di uno di, non so, 40 anni, diciamo, ecco. E quindi secondo me è così. Anche di equilibrio, comunque la velocità è una cosa che si impara magari dal più piccoli, dopo è più facile, diciamo, rimanere in... Ok, benissimo. E invece volete parlarci magari di qualche gara che avete fatto, che avete vinto, qualche manifestazione magari che partecipate annualmente, non so se... Io partecipo ormai dal 2016, ogni anno al campionato italiano di trial. Ho fatto anche il Triveneto dal 2014 fino adesso, e in più da 2 anni partecipo al campionato europeo, e l'anno scorso ho iniziato a fare il campionato del mondo a causa del Covid, che nonostante tutto mi ha dato la possibilità di fare il mondiale, e quest'anno parteciperò al campionato sempre italiano, Triveneto, e anche al mondiale, dove parteciperò alla prova a Tolmezzo del 12 e 13 giugno. Ok, benissimo, quindi prossimi, diciamo, siete prossimi alle gare? Io il prossimo weekend ho la prima gara di campionato italiano del 2021
Ed è la prima a cui partecipi o avevi già No, fatto? è già 2 anni mi pare che partecipo al campionato nazionale. Invece quello, diciamo, regionale Triveneto è già più o meno sui 5-6 anni mi pare. Ok, perfetto. Ma quindi voi gareggiate con ragazzi, ragazze della vostra età oppure sono misti i gruppi? Come funziona? Nel trial c'è una categoria dedicata alle ragazze e invece nelle mie categorie adesso faccio la 125, quindi dedicata solo a moto di cilindrata 125, mentre l'età varia dai 14 ai 21 anni, quindi può capitare di incontrare anche ragazzi più grandi di te o anche più piccoli. Anche nel mini enduro, nell'enduro diciamo, c'è la classe lady, cioè ragazze, e varia dagli 8 anni se non sbaglio ai 16. Ok. E per ogni classe più o meno ci sono, cioè per ogni età diciamo c'è una classe. Ok, c'è una classe diversa. Sì, in alcune ci sono ad esempio 2 anni, ad esempio 13 e 14 sono nella classe 85. Ok, perfetto. Quindi varia anche un po' dalla cilindrata, da quello che ho capito. Ok. E quindi prima abbiamo parlato di gare, volevo sapere da voi magari cosa provate durante le gare, se c'è un momento magari iniziale o finale che vi piace di più. Cosa provate durante queste gare, quando gareggiate, siete là in pista? Sicuramente prima della gara c'è un attimo di tensione e inizia ad avere male allo stomaco oppure le mani che ti tremano. Quella sicuramente è una sensazione strana, ma che quando ti ci abitui è fondamentale, poi anche per rendere in gara. Invece quando sei in moto tutto passa, ti concentri e pensi solo a dare il 100%. Ok. Ma io di solito, sì, anch'io c'ho un po' di tensione, perché comunque, All'inizio? sì, prima di partire, ma poi appena accendi la moto ti rilassi e pensi solo alla gara. E fine gara pensi ad esempio se vai sul podio, cioè hai tanta soddisfazione. Eh beh, immagino. E alla fine di solito siete contenti, pensate subito a cosa avrei dovuto migliorare, cosa avevo fatto, oppure prima avete un attimino di relax e poi invece magari anche con i vostri coach ne parlate? Ma io penso subito agli errori che ho fatto. Perché, Subito. Sì. Non mi piace quando sbaglio, quando faccio qualche errore troppo banale, quindi penso subito a quello. Poi magari se arriva una vittoria, un podio, sei un po' più felice, però inizialmente pensi subito agli errori. Sì, anch'io mi riguardo un po' tutta la gara, ecco, e cerco di analizzare gli errori o dove potevo migliorare, ecco. Ok, immagino che anche guardare le gare invece dall'esterno vi può aiutare a capire invece come si sono mossi gli altri, cosa hanno fatto di giusto, cosa hanno fatto di sbagliato, c'è anche questo? Sì, io da piccolo guardavo sempre le cassette di tutte le gare e quello mi ha dato sicuramente un aiuto a capire di più lo sport e a capire anche i movimenti che fanno i campioni, tutte le loro strategie, le loro abilità. Mentre adesso che sono io a fare le gare, sicuramente prima di partire do un occhio agli altri, a dove passano, a dove sbagliano, per essere più attento. Quindi sicuramente guardare gli altri Delle conoscenze in più. sì, ti aiuta poi per affrontare la gara. Sì, anch'io guardo spesso video su YouTube, eccetera, per comunque vedere come si muovono, come gestiscono la moto, ecco. E dopo anch'io prima della gara o anche durante, nell'attimo di pausa, vedo gli altri come si dove muovono. passano, dove... Ok, quindi voi immagino che studiate, siete degli studenti ancora, no? Perché siete giovani. Quanto tempo vi porta via questo sport? Tutti i weekend io sono via per sport, oppure anche durante la settimana 2 o 3 giorni di allenamento e pomeriggio è difficile studiare, però con organizzazione si riesce a fare tutto.
Sì, anche a me mi porta via, diciamo, il weekend. E sì, durante la settimana ci si allena, magari un giorno, 2 giorni. E per lo studio, ovviamente prima lo studio, ma comunque ci si riesce a organizzare. E se non vado bene a scuola, niente moto. Niente moto, ok. Ma quindi questi allenamenti sono completamente sulla moto oppure c'è qualche esercizio da fare prima, durante oppure dopo? Magari qualche esercizio fisico per preparare il fisico? Sì, quando vai in moto, prima e dopo fai riscaldamento e defaticamento muscolare di tutto il corpo, mentre durante la settimana ho anche dei giorni dove bisogna pensare all'aspetto fisico, quindi faccio degli allenamenti funzionali al mio sport e seguito da un preparatore. E è già 2 anni che lo faccio e sicuramente dà una mano dall'aspetto fisico durante le gare. Io solitamente attività fisica e bici, sì, tanta Ok. bici. Ok, benissimo. E invece prossimamente quali sono i vostri impegni? L'impegno prossimo che avrò è il campionato mondiale a Tolmezzo, dove parteciperò nella classe 125, mi sto già preparando per affrontarla al meglio e sicuramente da qua fino al 13 giugno avrò tanti allenamenti con il mio team, con i miei compagni di squadra dove migliorerò. Come ho detto prima, il prossimo weekend c'ho italiano, Ok. campionato nazionale, e poi per il resto dell'anno ci saranno altre manifestazioni del campionato italiano e triveneto e regionale. Ok, benissimo. Adesso invece vi chiedo qual è stata, diciamo, la gara per voi più importante e anche se c'è un ricordo positivo, un ricordo più bello, qualcosa anche di particolare che è successo durante una gara che vi ricordate, vi rimane impresso, insomma. Le 2 gare che mi sono rimaste più impresse sono sicuramente 2 vittorie. E una al campionato europeo nel 2019 a Monza, e mentre più recente era la vittoria ad ottobre 2019 del campionato italiano, dove veramente ho gioito tanto e sono felice. Mentre l'aneddoto che mi ricordo di più sono sicuramente i momenti dove parlo con mio papà che mi dà un aiuto per la gara, mi fa concentrare. Prima della gara: Giacomo, concentrati, 5 minuti stai lì, chiudi gli occhi, ripercorri la gara e vedi di fare il tuo meglio. Bello questa cosa qua. La mia gara più bella secondo me è stata in Piemonte, dove nella classe 65 ho concluso al 4º posto il sabato e la domenica 5º a causa di una sbavatura. Sono un po' rimasto, diciamo, dispiaciuto perché potevo fare podio, però ho fatto alcuni errori, ecco. Quindi, mentre l'aneddoto più bello, diciamo, che mi piace è il prima di partire, che c'hai quell'ansia, diciamo. Adrenalina. Sì, che poi ti consulti con i tuoi amici e da lì dopo si parte. Ok, quindi tutte e 2 comunque il momento iniziale, diciamo, è quello più bello, diciamo. Benissimo. Allora, grazie mille, vi ringrazio entrambi per questa intervista. Grazie. E ci vediamo, insomma, alle prossime interviste. Grazie. Grazie, arrivederci.